Avevano in mano il biglietto del volo aereo già pagato, ma al momento di partire non li hanno fatti salire a bordo perché italiani, per paura del coronavirus. È una storia davvero incredibile, quella che, loro malgrado, ha per protagonisti la veneziana Daniela Lombardo con il fidanzato Nadir. Da giorni purtroppo si trovano ancora bloccati in Nuova Zelanda in attesa di poter rientrare a Venezia. Sono Fabio Lombardo, il padre di Daniela Lombardo, che con il fidanzato Nadir Zitti sono bloccati a Auckland, in Nuova Zelanda, da oltre 20 giorni. Avevano acquistato un biglietto 25 giorni fa per rientrare in patria, sono residenti di Venezia, e hanno atteso in un albergo vicino all'aeroporto, a loro spese, che il volo partisse. E sì, il volo è partito, Swiss Airlines però non li hanno presi a bordo poiché dovevano transitare per Hong Kong, e in Hong Kong si è rifiutato di avere italiani o europei in transito. I due, da alcuni mesi, lavoravano all'estero, nella cura e nella coltivazione di alcuni vigneti. Poi la crisi economica in atto a livello mondiale per il coronavirus e la scelta di rientrare in laguna. Ma purtroppo era solo l'inizio dell'Odissea. La Farnesina, che per il momento non ha dato molte possibilità, e dicevano, ma non si sa, che dopo il 15 aprile potrebbe esserci un volo Qatar, il quale costerà dai 4 ai 7 mila euro a persona, se ci sarà. Le incognite sono molte. Sono riusciti a fare la quarantena lì, poiché non possono né uscire né muoversi e neanche andare a fare le spese. L'ultima notizia di ieri dicevano che forse qualche linea di quelle Swiss oppure Lufthansa potrebbero volare a giugno, ma a giugno mancano 3 mesi. Speriamo bene.